Messora, le 4 giocatrici di movimento davanti a Bianca Bertolucci. Risponde la Germania con Lena Kuster-Ameling con la maglia numero 1, con la casacca numero 7 Amélie Frank, numero 4 Ariadna Mont, numero 6 Loni Eichreich, e con la maglia numero 2, se abbiamo visto bene, 04, maglia numero 8 Carlotta Molé, la capitana della formazione teutonica. E quindi queste sono le 10 giocatrici che si stanno contendendo i 3 punti di oggi, 3 punti molto importanti, Marcello, quelli in palio questa mattina. Beh, dobbiamo dire che con la forma del campionato, Giornata della mattinata, adesso vediamo Emma Cazzola, subito Italia che cerca di mettere in mezzo questa pallina. Maria Boscaro non riesce ad arrivare sulla sfera perché è chiusa da 2 giocatrici della Germania. Matilde Ghirardello a controllare, ora è Teresa Messora, Emma Cazzola, ancora Emma Cazzola per Maria Boscaro, Teresa Messora. Adesso l'Italia che continua a gestire il possesso della pallina. Maria Boscaro cerca di portarsi dietro lo specchio della porta, cioè Carlotta Molé a chiudere la strada, stava ragionando probabilmente su un giro porta la giocatrice in forza al Trissino. Ancora però pallina recuperata dalla capitana tedesca Carlotta Molé, lo ricordiamo, in forza al Cronenberg. Buona la chiusura di Teresa Messora che protegge bene la pallina 2 volte nei confronti della collega capitana della Germania, però non è riuscita a arrivare alla conclusione. Matilde Ghirardello avanzata, il tiro, la parata di Lena Kuster-Ameling. Italia che ha il possesso della pallina, Marcello. Sì, io non ho seguito tantissimo questo inizio perché c'è stato qualche problema tecnico alla regia internazionale, non alle nostre attrezzature che normalmente utilizziamo, però sì, mi pare che il leitmotiv sia quello della parte finale del primo tempo, anzi oserei dire di tutto il primo tempo, ad eccezione dei primissimi minuti, vale a dire con un'Italia che è puntuale nelle anticipi difensivi, spietata nei raddoppi come in questo caso, la Germania che fa fatica a costruire, perde palline su palline come accade anche in questo momento, e con l'Italia che però ancora non è riuscita ad approfittare per rimpinguare il risultato e mettere un po' più di tranquillità in saccoccia, che non farebbe male. E pronto un cambio in casa azzurra, dovrebbe fare il suo esordio nel campionato europeo Simona Contò, giocatrice classe 2011 del Roller Salerno. La girata di Emma Cazzola, la conclusione come avete visto è terminata di un soffio a lato, forse c'è stata anche una deviazione, attenzione alla coast to coast della tedesca Ariadna Mont. 1 contro 1 ora che si apre per l'Italia con Ghirardello e Boscaro cerca di restituirgliela Boscaro a Ghirardello. C'è stato però l'intervento in fase difensiva di una giocatrice tedesca che si trovava fra le 2 azzurre. Matilde Ghirardello qualche difficoltà nel controllare, Ariadna Mont la riceve, ora è Amélie Frank che prova il tiro, Bianca Bertolucci pallina che si impenna, ha provato a girarsi di prima Carlotta Molé, piccolo scampato pericolo. Sì, attenzione a non lasciarsi prendere dall'entusiasmo e a non farsi trascinare dalla Germania in una successione di contropiedi, perché questo favorirebbe decisamente la formazione tedesca, o almeno renderebbe il gioco della formazione tedesca più efficace, mentre sulle azioni manovrate a difesa schierata le teutoniche fanno veramente tanta fatica. Ora siamo di nuovo lì, ci prova Emma Cazzola con un incrociato troppo aperto, recupera palla Messora, 1 contro 1, ottima occasione, si allarga troppo, però è stata brava il difensore, la capitana Carlotta Molé in questa occasione a portare fuori la nostra capitana e a impedirgli un tiro efficace, ma siamo sempre lì in pressing. Guarda che grinta Matilde Ghirardello in questo corpo a corpo con una giocatrice che è una volta e mezzo lei. Strano che però Teresa Messora abbia recuperato una pallina, ne ha recuperata credo 188.000 dall'inizio di questo campionato europeo, quindi
un numero davvero alto, a parte gli scherzi, però Teresa Messonna è una caratteristica proprio che abbiamo visto della capitana azzurra, che perde in questo momento il possesso della sfera, in 3 su di lei a cercare di soffiare la sfera. Attenzione però a questo inserimento di Arianna Monta. Sì, distrazione di Maria Boscaro, che ha perso il contatto con la giocatrice che stava marcando, consentendole di arrivare per prima sulla pallina. Intanto c'è il cambio fuori Messora e dentro per l'esordio in questo campionato di Simona Contò. Vediamo ora proprio la classe 2011, quintetto decisamente giovane per l'Italia, perché solo Matilde Ghirardello è una 2009, perché Bianca Bertolucci e Maria Boscaro sono del 2010, Emma Cazzola e Simona Contò sono due atlete del 2011. Adesso scadono i 45 secondi, falli di squadra, 4 fischiati contro l'Italia, 1 contro la Germania, e quindi dopo 7 minuti e 6 secondi di partita, di 7 minuti e 6 secondi scusate, del secondo tempo, l'Italia, lo ricordiamo, conduce per 3-1 grazie alla doppietta di Matilde Ghirardello. Il gol di Maria Boscaro, attenzione ancora però al tiro, la respinta di Bianca Bertolucci, prima Amélie Frank, in precedenza anche Carlotta Molé avevano provato a impensierire l'estremo difensore azzurro. Ancora Molé. Germania in crescita in questa fase, ci stanno provando le tedesche, bisogna scivolare sul logo centrale, la cosa peggiore che può capitare. Attenzione perché c'è una giocatrice tedesca sul secondo palo, l'aveva marcata Emma Cazzola. Conto ora prova ad andare in avanti, non riesce però a resistere alla pressione di Carlotta Molé. Ancora tedesche vicino alla nostra porta, sbagliano però anche loro questo passaggio e Matilde Ghirardello può tornare in possesso di pallina. Dicevamo tedesche che ci stanno provando ora, stanno cercando l'accelerazione che gli serve per provare a rimontare la partita. È la fase più difficile in cui l'Italia deve resistere e possibilmente colpire in contropiede, perché in questo caso ovviamente metterebbe la parola fine su questa partita. Ancora Ghirardello per Boscaro, Cazzola, c'è Simona Contò che riceve in questo momento la pallina, dialoga con Boscaro, ancora Contò che ha cercato il tiro, il passaggio in mezzo. Entrambe le soluzioni non erano male, però c'è stato l'intervento del capitano della Germania Carlotta Molé. Adesso Contò va a provare a bloccare la linea di diagonale della Germania. Attenzione ancora l'avanzata della formazione tedesca con Loni Eichrick, ripartenza di Matilde Ghirardello, un 2 contro 1, Matilde Ghirardello trova il gol. Eccolo qua il contropiede che ci voleva e lo confezionano Emma Cazzola e Matilde Ghirardello, bravissime a sfruttare al meglio una occasione ghiottissima. L'avevamo detto, la Germania sta spingendo e ovviamente un po' si scopre. E questo gol può essere molto importante per le azzurre, che vanno sul 4-1 e di certo permette all'Italia di affrontare con una... Chiaro, non è finita la partita, tutto può ancora succedere, ma è chiaro che, come dicevamo in precedenza, che come quando era meglio essere più 1 che meno 1, è meglio essere più 3 che meno 3. Quindi... Anche più 3 che più 2. In matematica siamo fortissimi. Siamo veramente... Potremmo fare i tattici. Siamo degli strateghi, sì. Quindi ammettiamo che non erano proprio frasi... non molto ricercate, però è chiaro che da questo punto di vista, anche a livello mentale e in vista anche, Marcello, degli appuntamenti prossimi, perché domani l'Italia gioca alle 15 contro la Spagna. E qui il livello sale tanto, Spagna che fino a questo momento ha vinto 2-2, poi oggi la Spagna ha uno cliente scomodo perché gioca contro il Portogallo e il Portogallo è all'ultima spiaggia. Se non vince la partita di oggi, probabilmente con questo risultato rischia di rimanere fuori dalla finale per il primo o secondo posto e rischia anche la finale terzo quarto, perché deve ancora giocare con la Francia,
e credo anche con la Germania. Sì, le ultime due partite del Portogallo sono Portogallo-Francia e Portogallo-Germania. Quindi rischia veramente tantissimo la formazione portoghese, è ancora tutto da decidere in questo, e anche se dovesse finire questa partita con una vittoria, attenzione al contropiede della Germania ora che porta subito il risultato sul 4-2, il gol è di Amélie Franck, abbiamo lasciato spazio questa volta noi, non riuscendo a controllare la pallina, non è questo ovviamente il replay del gol delle tedesche, abbiamo lasciato lo spazio e la Germania che avevamo castigato, avevamo probabilmente messo in un angolino, si rialza subito, quindi dobbiamo rifare tutto da capo in questo ultimo quarto di gara. Peccato perché siamo tornati a +2. Italia che continua a condurre con la tripletta di Matilde Ghirardello, quarto gol per lei in questo campionato europeo dopo quello realizzato nella gara d'esordio contro il Portogallo. È stato il primo gol realizzato dalle Azzurre in questo campionato europeo under 17. Ora tornata in pista Teresa Messora al posto di Simona Contò. Ora Franche, doppietta per lei, terzo gol in questo europeo under 17. Attenzione al tiro di tiro che viene respinto da Bianca Bertolucci, conclusione di Steber. Ora Ghirardello per Cazzola, linea di centropista superata dall'atleta in forza al Trissino. Ora Matilde Ghirardello, azione personale, si allunga la pallina ma c'è Teresa Messora pronta a raccoglierla, a liberarsi bene di due avversari. Teresa Messora, che occasione non sfruttata dall'Italia, peccato perché Teresa Messora meritava il gol per l'azione che aveva fatto veramente tutto molto bene, era andata via due avversari e si era liberata in mezzo e ci prova ancora con questa deviazione sul tiro di Emma Cazzola, ma questo è quello che dobbiamo fare, mettere pressione e tenere sotto scacco la difesa della Germania, far capire alle tedesche che se fanno tanto ad aprirsi per venire a pressare poi qualcuno le punisce in un modo o nell'altro. Siamo al limite dei 45 secondi, ne mancano 10, dobbiamo cominciare a pensare alla chiusura di questa azione. Arriva questo tiro, recupera ancora Messora, bisogna però andare alla conclusione, la prima a Cazzola, la conclusione, finiscono i 45 secondi. Ne mancano 9 di minuti alla fine della partita, con la Germania rivitalizzata dal gol del 4-2, ma Italia che non cambia il suo modo di giocare. Guardate, siamo già lì a pressare e a cercare di recuperare più palline possibili. Attenzione ai tiri da fuori e le possibili deviazioni, perché sono le stesse armi che usiamo noi e le usano bene anche le tedesche. In questo caso è stata proprio Arianna Monte a intercettare questo tiro di Amélie Franck. Ancora il tiro dalla distanza di Steber, toccato da Bianca Bertolucci, che adesso guarda come vengono in pressing le tedesche, quindi stessa tattica nostra, e in questa occasione hanno la meglio le teutoniche perché recuperano una pallina. Ovviamente questo le espone al rischio. Time out immediatamente chiesto da Valerio Antezza proprio per far fronte al pressing tedesco, perché era una novità, è la prima volta che le tedesche pressavano così alte. E diciamo subito, Marcello, abbiamo visto una scena che tra un mese potremo non vedremo più. No, la vedremo lo stesso, ma sarà fallo di squadra, esatto. Cioè quella di buttare volontariamente la pallina fuori per impedire la ripresa del gioco. Questa è una delle modifiche che verrà introdotta al regolamento e sarà ancora consentito farlo, ma la squadra verrà punita con un fallo, quindi probabilmente lo faranno veramente nei momenti più difficili, e negli altri momenti si terrà la pallina in gioco semplicemente allontanandola dalla propria zona difensiva. Inquadrato il dottor Baldi, il nostro medico delle due nazionali, e alle sue spalle direi che c'è Antonio Ferraro, che è il fisioterapista di entrambe le formazioni. Un gran lavoro per lui in questi giorni, perché davvero i ritmi a cui si gioca non sono ritmi a cui gli atleti sono abituati e gli acciacchi muscolari sono all'ordine del giorno. Lavoro preziosissimo quello fatto dallo staff sanitario della federazione. Insieme a loro avete visto anche inquadrati Marco Ferretti come meccanico e Leonardo Barozzi, che
A livello di portieri, ecco, un occhio dovrebbe avercelo, ecco. Esattamente, poi soprattutto ha preso questa missione di trasmettere le sue conoscenze ai portieri delle nazionali, veramente con tantissima dedizione, ci dedica tantissimo tempo e tantissima cura. Ora vediamo Carlotta Molé per Steber, tiro dalla distanza, respinto subito e bloccato sul nacchero da Matilde Ghirardello, che lotta, combatte e ottiene il possesso della pallina. Deve stare attenta però Matilde Ghirardello all'infrazione di 10 secondi, non la commette, la pallina in un qualche modo resta all'Italia con Teresa Messora e Maria Boscaro. Ora Matilde Ghirardello per Emma Cazzola, tiro diretto, sì, cartellino blu. Cartellino blu per Arianna Mont. Anche questo è una delle cose che non vedremo più, o meglio, vedremo il cartellino blu ma non vedremo il tiro diretto, perché non era l'ultimo uomo prima del portiere. Invece qui il tiro diretto c'è ed è fondamentale, e vedremo chi sarà a batterlo. Sembra Maria Boscaro la giocatrice incaricata per andare alla conclusione. Ricordiamo anche che ieri, Marcello, ci sono stati tiri diretti per decretare l'eventuale disputa in caso di parità di differenza reti, coefficiente reti tra Italia e Francia, e tra le giocatrici che hanno tirato c'è stata anche Vanessa Mazzilli. Vediamo però Maria Boscaro che parte. Ora Maria Boscaro ci prova, la conclusione viene parata da Lena Kuster-Ameling. Adesso però per l'Italia si aprono 2 minuti di superiorità numerica, quindi attenzione, intanto vediamo al duello con Teresa Messora e Carlotta Molé. Protesta la panchina tedesca. Sì, volevano qualcosa di più del fallo di squadra che è stato assegnato in movimento, volevano un cartellino blu, però non è un atterramento da dietro, è stato uno scontro al limite, un blocco irregolare. Vediamo se andiamo a gestire questi 2 minuti, cosa che oggettivamente ci conviene un po' fare, senza esagerare, però se ci sono le occasioni ovviamente bisogna andare a rete. Ci prova subito Emma Cazzola dalla distanza. Anche ieri abbiamo avuto una superiorità numerica che non abbiamo sfruttato nel migliore dei modi. Vedremo se oggi saremo un po' più precise nel tentativo di andare a rete. Attenzione, Matilde Ghirardello prova una cosa pericolosissima, perché era l'ultimo uomo, un rimpallo sbagliato avrebbe fatto partire un contropiede micidiale. Queste sono veramente da evitare. Ancora Matilde Ghirardello per Emma Cazzola, ancora Teresa Messora, provata a metterla sul primo palo, ha trovato la respinta di Kuster-Ameling, ci prova e si ferma Teresa Messora. È stata subito il tentativo della Germania con il lancio di Amelie Frank. Siamo già entrati, se non sbaglio, nell'ultimo minuto dei 2 di superiorità numerica. La pallina resta lì con Teresa Messora, doppio, triplo tentativo. Teresa Messora trova il gol del 5-2 per l'Italia, 13:55. Stavolta ha provato sul secondo palo, c'era arrivata di nuovo il portiere, poi un paio di rimpalli, la pallina è rimasta lì. I difensori tedeschi fermi a guardare, guarda dal replay, non si muovono, guardano la pallina, lasciano fare tutto il portiere e lasciano fare tutto invece a Teresa Messora, che mette dentro il gol del 5-2 a 6 minuti dalla fine. L'Italia risale a +3 proteste per un presunto tocco con il braccio da parte del direttore di gara, del vice allenatore, scusate, della Germania, Molé, che è il papà della capitana, e c'è anche la munizione verbale per lui. Attenzione ora a non fare come prima, manteniamo questi 3 gol di vantaggio e facciamo trascorrere questi 6 minuti che mancano. Ora vediamo Emma Cazzola, tornate in parità numerica le due squadre. Ora con la Germania che ha spazio, prova il tiro con Loni Eichrick. Italia che ha rischiato di subire il 5-3, brava ancora Bianca Bertolucci nella respinta tu per tu con l'atleta in forza Alghera. Ghirardello protegge bene la pallina dall'arrivo di Molé e di Eichrick. Cazzola, Messora, primo gol per lei in questo campionato europeo, gol meritato mi permetto di dire, Marcello, per quello che ha fatto vedere comunque Teresa Messora nelle prime 3 partite. Ci ha messo tanti di quei litri di ossigeno in queste 2 partite. Attenzione, altro fallo di squadra, è il 6º per l'Italia
siamo in zona piuttosto tranquilla comunque, non rischiamo probabilmente di arrivare al decimo, adesso l'abbiamo detto, quindi ce la siamo anche tirata. 5 minuti da giocare, 5-0-7. Diciamo che è più difficile che non ci arrivi la Germania, è più difficile che ci arrivi la Germania che a 1. Partite correttissime, le abbiamo viste nel campo femminile. Abbiamo visto qualche cartellino blu, ma sono tutti blu dovuti a scontri come in questo caso e non a chiusure di tipo violento. Anche il blu che ha preso prima la Germania era un aggancio assolutamente fortuito, anzi probabilmente la tedesca ha provato anche a tirare via il bastone ma non ha fatto in tempo, perché si sarebbe evitata sicuramente un cartellino e un tiro diretto in quella fase della partita. Ancora Boscaro che supera l'avversaria, prova Teresa Messora, ha tentato la conclusione, la parata ancora di Küster Melling. Italia che andiamo comunque in pressing, perché è la cosa che ci viene meglio oggettivamente. E va ancora la parata del portiere, ha provato Maria Boscaro forse a servire una compagna o concludere, pallina che però resta in controllo dell'Italia. 4 minuti e 25, Italia che continua a gestire la pallina, 3 gol di vantaggio, 4 minuti e 16 alla fine, situazione ideale per le azzurre in questo momento. Dile Ghirardello prova ad accompagnare la pallina, la balaustra non sorride alle tedesche per l'intervento di Emma Cazzola, un 2 contro 1, Cazzola ci prova, ha tentato di cercare Maria Boscaro per la deviazione, credo che ci sia stata no, anche secondo me ha tirato in porta, c'è stata la deviazione del portiere, intanto... anche perché come passaggio era oggettivamente un po' violento. Però magari poteva anche sperare nel tentativo di Maria Boscaro in quel caso, però vediamo com'è. C'è il time out intanto della Germania. Sì. 1 minuto per time out della formazione tedesca. 3:47 da giocare, Italia in vantaggio di 3 gol, 5-2. Dopo il tiro diretto fallito abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Vedete, questo è proprio l'ultimo gol delle azzurre, quello di Teresa Messora, che ci ha riportato a +3. Poi Bianca Bertolucci ha fermato l'occasione migliore delle tedesche su azione di contropiede. Da quel momento la Germania non è più riuscita ad andare alla conclusione, anzi l'Italia ad aver avuto sostanzialmente il controllo. Ora ci aspettiamo, dopo questo time out, pressing a tutta pista delle tedesche, che proveranno a metterci in difficoltà in tutti i modi, anche perché adesso devono oggettivamente forzare la mano il più possibile, e noi dobbiamo essere brave a non cedere in difesa, ma soprattutto brave a capitalizzare eventuali azioni di contropiede in velocità. 3:47 alla fine della partita, Italia 5, Germania 2. Risultato che in questo momento, oltre al garantire i 3 punti alle azzurre, è decisamente un risultato molto importante per l'Italia. La Francia contro la Germania ha pareggiato 2-2 nella gara d'esordio. Se dovesse finire così, dopo il successo contro il Portogallo, per le azzurre è un altro mattoncino per quello che sarebbe un sogno. Fallo di squadra numero 7, lo commette Messora, speso bene però. Adesso non prendiamone uno perché non ci allontaniamo dalla pallina, perché dopo diventa pericoloso. 3:19. 7 falli di squadra fischiati contro l'Italia, 2 contro la Germania. Ingresso in pista, esordio per Vanessa Mazzilli. Ieri il tentativo di tiro diretto dell'atleta con la maglia numero 4, classe 2010, in forza al roller Matera. Attenzione a questo tentativo di deviazione di Yameli Frank, che aveva provato la conclusione. Ripartenza di Teresa Messora, cioè ma Cazzola a gestire adesso. Italia vuole aspettare, vuole far scorrere il cronometro. Oggettivamente il cronometro adesso diventa un importante alleato degli azzurri. Il migliore che abbiamo in questo momento. Brava Matilde Ghirardello ad andare via, subisce fallo in questo caso fischiato dal direttore di gara. Netto il colpo sul bastone. 27 secondi ancora per andare alla conclusione, usiamoli tutti e scendiamo sotto ai 2 minuti di gioco, con mantenendo i 3 gol di vantaggio.
Vanessa Mazzilli, sbaglia però il rilancio e perdiamo subito questa pallina in modo un po' ingenuo. Va Teresa Messora con il fiato che non mi spiego come possa avere ancora nei polmoni a rincorrere anche questa pallina, corre e porta fuori traiettoria e anticipa con perfezione Maria Steber. Poi ancora uno schiacciamento alla balaustra nei confronti della povera Emma Cazzola, che prima era stata schiacciata da questo lato, ora dall'altro. Salgono a 4 i falli di squadra. Giustamente la Germania li usa tutti, avendo uno score di falli assolutamente tranquillizzante e soprattutto non avendo nulla da perdere. Perdiamo palla questa volta con Messora, può partire ancora la Germania in questa azione di contropiede, pallina che rimane lì, meno male che se lo allunga la Steber, sarebbe stata un'occasione davvero ghiotta. Ancora Ariadna Mont, siamo entrati negli ultimi 2 minuti di partita, ancora con Ariadna Mont e c'è il gol, sì, gol di Ariadna Mont che ha colpito la parte interna dello specchio della porta. A 1:47 la Germania torna a +2. E qui abbiamo sbagliato la chiusura difensiva, poi forse non so se c'è stata una deviazione che ha ingannato Bianca Bertolucci, pallina che si è infilata, no, rivediamo, no, non c'è nessuna deviazione, gol all'angolino del primo palo. Attenzione ora, fermi tutti, sbagliata la rimessa in gioco, perdiamo pallina, attenzione a non commettere questi errori. 106 secondi ancora da giocare. Ovviamente sale un po' la tensione, anche se sono ancora 2 i gol di vantaggio, ma la Germania ha già provato 2 volte, è riuscita 2 volte a rimontare. Ora tireranno in porta da tutte le parti, pallina recuperata, importantissima. Messora va a lottare all'angolo, cade a terra, tutto regolare dice l'arbitro. Attenzione, siamo 3 contro 3, ci provano ancora da fuori e Mazzilli ferma questa pallina, la consegna a Cazzola, da questi a Ghirardello prova ad andare via, la teniamo ancora, è fondamentale tenerla. Mazzilli, ancora Vanessa Mazzilli, la giocatrice del Roller Matera, a cercare di gestire, riesce a tenere la pallina, a servire la capitana Teresa Messora. Emma Cazzola, Matilde Ghirardello. abbiamo ancora 24 secondi, perdiamo però palla, arriva però Teresa Messora a pressare la giocatrice tedesca. Ne abbiamo ora 45 da giocare, ne mancano 55 alla fine, bisogna portare a casa questa pallina a tutti i costi. Attenzione, cartellino blu da parte di Guilherme, francamente era fallo subito più che un fallo fatto. Ho avuto questa impressione anch'io che fosse cartellino blu a 48 secondi dalla fine. Rischiamo veramente tantissimo adesso, perché la Germania avrà il tiro diretto. Lo vorrei rivedere, guardate qua, non c'è assolutamente fallo da parte della giocatrice italiana in questa occasione, invenzione del signor Guilherme. E ora Molé sulla pallina contro Bianca Bertolucci. partita per cuori forti anche questa qui. Sì. Vediamo, parte Molé contro Bianca Bertolucci, la parata dell'estremo difensore azzurro. E questo vale tantissimo, perché è vero che adesso giochiamo in 3 contro 4, però il tempo scorre, 45 secondi alla fine di questa partita. E grande esultanza anche delle azzurre, che sono andate ad abbracciare la propria compagna di squadra. Ora parte Steber, arriva il tiro, parata ancora di Bianca Bertolucci, 33 secondi alla fine. Insiste la Germania con Molé. Bravissima Bianca a toccare questa pallina. È vero che regala 45 secondi, ma chi se ne frega, ne mancano solo 28 alla fine. All'indietro pallina per Steber, il tiro, la deviazione di Boscaro e di Bianca Bertolucci, pallina che ancora non scorre il tempo ed è una cosa positiva per le azzurre, con Steber e Molé ancora. Steber prova a piazzare questo tiro a incrociare, pallina che sfiora il palo. 4 secondi, 3 secondi, 2,
1 e finisce qui con un'altra parata di Bianca Bertolucci e l'Italia conquista una vittoria molto importante. E saliamo al primo posto della classifica temporaneo con 7 punti, visto che la Spagna giocherà nel pomeriggio contro il Portogallo. Non nascondiamo che tifiamo tutti Spagna oggi pomeriggio, perché ci farebbe veramente comodo. Spagna che sarà la nostra avversaria nella partita invece che giocheremo domani, quindi questo mercoledì inizia nel migliore dei modi qui a Guijan Mestras, speriamo che si concluda anche nel migliore dei modi, visto che oggi ci tocca la giornata lunga, giochiamo la prima alle 10, giochiamo l'ultima alle 21. Quindi bene così per l'Italia che trova la vittoria grazie alla doppietta di Matilde Ghirardello, ai gol di Maria Boscaro e Teresa Messora. Amélie Franche, autrice di una doppietta per la formazione tedesca, a chiudere il tabellino, il 5-3 definitivo firmato da Arianna Monte. Grazie a Marcello Bulgarelli. Grazie a te Francesco, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. A questa sera alle 21 per il campionato europeo Under 17 maschile con la sfida fra Italia e Francia.